con questa tavola rotonda, con questo momento di incontro che avrò piacere di presentare, inizialmente, poi passerò la palla ai vari personaggi illustri che ci hanno dato la loro disponibilità per parlare del rapporto Europa-Cina, che sarebbe l'anno mondiale ONU, che quest'anno cade appunto puntualmente, e l'abbiamo fatto nostro come tema di discussione, e volevo prepararvi a un interessante incontro, perché questo rapporto, queste informazioni vi potranno essere utili per entrare in un'altra mentalità, per cambiare mentalità e per entrare in un mondo di turismo globale, che non c'è solo l'Italia, l'Inghilterra, la Francia, ma ci sono un mondo a vostra disposizione e voi dovete cogliere questo momento e farlo vostro. Avete tutte le possibilità. Ecco, vediamo l'assessore che... Eccola! Perfetto. Paola Mann, che porterà il suo saluto istituzionale da parte del Comune di Venezia. Prego. Assessore, un applauso. Ecco qua. Io sono Massimo, presidente di questo gruppo di Palazzi Scavenati, nonché associazione AIRA Veneto. Ecco, prego. Innanzitutto sono felice di essere qui con voi. Io parlavo un po' di tempo fa a un convegno dicendo che il turismo sicuramente nella nostra città e anche chiaramente in Italia è forse la prima azienda. Ma dicevo anche un'altra cosa, che la differenza la fanno i servizi. E nei servizi la differenza che la fa è esattamente chi si mette nelle condizioni di essere a servizio, ma a servizio in maniera, come si dice, cerco la parola giusta, in maniera umana. Ecco, questa è la parola giusta. Io vedo che la differenza la possiate e la dobbiate fare voi, nell'accoglienza, nella gestione, nell'affrontare i problemi giornalieri, nel prepararvi, nel saper consigliare, nell'esserci. Ecco, la differenza la facciamo noi tutti assieme, perché se no sarebbe tutto piatto. Io ho una teoria, no? Che è questa. Due cose fanno un essere umano: la cultura e l'humanitas, in tutte le declinazioni che volete dare, cristiana, classica, come volete. Però se manca l'humanitas, qualsiasi rapporto umano è difficile, qualsiasi interfaccia è difficile. Quindi io credo fermamente che il vostro lavoro giornaliero sia il nostro giusto valore, perché non esiste una destinazione se non ci sono le persone, ma se neanche non ci sono le persone che riescono a trasmettere l'amore per il lavoro che fanno, l'attenzione verso il cliente, la voglia anche di incontrarsi. Io ho avuto la possibilità di viaggiare nella mia vita, e la lingua, se sorridi, non è un ostacolo. La lingua non è una difficoltà. Se sei aperto, se ti metti a disposizione, se puoi vedere il tuo lato umano fondamentalmente, chi ti sta vicino può comprendere che voi siete una delle nostre risorse più importanti. Grazie.
Poi pure, perfetto, ringraziamo, passerei il microfono al dottor Santoromano per la regione Veneto, porterà anche lui un saluto per voi che siete i veri protagonisti della giornata. Grazie. Farei una domanda, dov'è che avete studiato voi, per quelli meno anziani, diciamo? Anziani. A voi, dove avete studiato? A scuole... Ma non l'ho chiesto mica lei, però ho chiesto loro. Cioè, sono dotati... Si è sentito giovane. Ho capito, ma ho detto meno giovane, quindi, anzi meno anziani. Rispondendo... Dove avete studiato? 20 anni di esperimento. Avete fatto un alberghiero? Sì. Tutti a bene, ok. Allora, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Vi porto i saluti dall'assessore Donazzana. Come è stato detto, abbiamo dato anche il patrocinio a questa iniziativa. Il turismo, come sapete, è un'industria fondamentale per il nostro paese, per il Veneto, per la regione che ha il maggior numero di arrivi e che fa un territorio che fa moltissimo, che potrebbe fare anche di più, fa moltissimo con Venezia. Una delle politiche sta facendo l'assessore, in particolare l'assessore Caner, che è l'assessore relativo al turismo, è quello ovviamente di incentivare le presenze e le presenze anche, diciamo, di qualità in tutto il territorio regionale. Io in realtà vi vorrei dire in 3 minuti però quello che facciamo, non tanto dal punto di vista del turismo, ma visto che sono a capo di un'area tecnica, di una delle 6 aree in cui si articola la regione, che riguarda tra le altre cose il cosiddetto capitale umano, quello che facciamo in questo ambito. Diceva adesso prima l'assessore del Comune di Venezia una cosa molto importante, anzi varie cose. Una riguarda le lingue, ovviamente lavorando nel turismo è fondamentale conoscere bene le lingue, anche se non si lavora nel turismo, in realtà ormai insomma mia figlia, se no saprà l'inglese almeno non riuscirà a lavorare in quasi niente nei prossimi anni. Quindi ricordo che la giunta regionale negli ultimi anni ha investito oltre 20 milioni di euro, pur essendo una competenza al momento ancora nazionale, per l'apprendimento, per favorire l'apprendimento delle lingue, in particolare inglese e tedesco. La seconda cosa è quella che io chiamerei l'accoglienza, diceva prima l'assessore con un sorriso, l'accoglienza è fondamentale, qui dobbiamo lavorare tanto, sono un po' critico su questo. Se si va in altri posti funziona meglio, un po' più su qua, tipo in Trentino ad esempio. E qui stiamo facendo molte iniziative, abbiamo fatto molti bandi tramite fondi comunitari, sono a capo tecnico del Fondo Sociale Europeo, non so se conoscete il fondo che finanzia sostanzialmente proprio la capitale umano. Abbiamo fatto bandi in generale, ma in particolare anche nell'ambito del turismo, abbiamo finanziato molti progetti per un numero importante destinato sia a operatori, quindi persone che già lavorano in quell'ambito e si devono riqualificare, cercando di esplorare anche nuovi tipi di turismo, tipo 2, turismo religioso, dove poter fare molto di più, turismo scolastico, quindi le scuole, i nostri figli hanno il turismo sportivo. Adesso avrete seguito sui giornali, penso, la vicenda, insomma, abbastanza nota di Cortina. Speriamo che ovviamente vada in porto. Quello è un bacino enorme poi di ricadute, non solo su Cortina, ma su tutto il Veneto, e non solo sul Veneto, su tutta Italia, enorme. Quindi ovviamente non è solo un problema di impianti, non è solo che bisogna buttare su muri o impianti, bisogna avere un sistema adeguato di accoglienza, di servizi per portare in giro le persone. Se qualcuno di voi è andato, a parte gli adulti, anche di voi, qualcuno è andato in America, non lo so, non è che uno arriva di solito in America e si fa 8 ore di viaggio e va a New York e fine, no? Ci sono i voli interni, i voli giri, qui è lo stesso, dobbiamo avere un sistema di servizi integrato, perché offriamo delle opportunità che sono enormi, che non si trovano in nessuna parte del mondo a partire da Venezia, ma non solo. C'è poi tutta una partita di cui l'ultimo punto voglio parlare, che riguarda le cosiddette ITS Academy, la sigla ITS vuol dire istruzione tecnica superiore, è sostanzialmente un diploma post qualifica, quello che a scuola avevate fatto, post qualifica di 2 anni, 2000 ore, quindi un percorso importante che ha
anche dei percorsi che riguardano appunto l'ambito turistico, l'ambito della ristorazione, eccetera, e che dà, diciamo, un ritorno in termini di occupazione. In Veneto abbiamo 7 fondazioni, abbiamo tassi di occupazione che variano dal peggiore, il 90%, fino al 100%. Abbiamo percorsi di istruzione tecnica superiore in Veneto che hanno avuto al termine del percorso assunzioni, ma non vi sto parlando di tirocini, perché quelle non sono assunzioni, quelle sono esperienze per conoscersi con l'azienda. Sto parlando di rapporti di lavoro pari al 100%, quindi è uno strumento che non si conosce tanto e come regione stiamo cercando di conoscere, magari qualcuno in questi giorni ha sentito qualche campagna, eccetera, perché stiamo potenziando l'offerta. È un nuovo strumento per avere anche nell'ambito del turismo e dell'accoglienza giovani più preparati, e ovviamente quindi di conseguenza aziende turistiche, o meglio industria turistica, se non giusto chiamarla così, più forte, che vuol dire appunto più posti di lavoro, più benessere. Quindi ringrazio l'associazione che mi ha dato l'opportunità di essere qui oggi, buon lavoro sia a voi che a voi ragazzi. Grazie. Grazie a lei, dottor Sant'Antonio. Allora, io prima di passare rapidamente la parola al signor Scarpa, volevo leggere rapidamente una lettera che mi è arrivata da parte del Presidente della Regione, il signor Luca Zaia, che non è stato, non è presente per chiari motivi di impegno, e però è rivolto a voi. Allora, pregiatissimo Presidente, nel ringraziarla per il gentile invito, mi spiace comunicarle che non potrò essere partecipe alla 14ª edizione del Gran Premio Aera Veneto a causa di concomitanti e inderogabili impegni istituzionali. La vostra associazione contribuisce a costruire una rete tra i lavoratori del settore alberghiero necessaria a creare delle collaborazioni e a portare migliorie che vanno a rifluire nell'intero settore turistico della regione. Grazie al suo patrimonio artistico, paesaggistico e culturale, il Veneto è frequente meta di turisti in ogni periodo dell'anno, e fondamentalmente dunque fornire servizi di qualità che rispondano alle esigenze di ogni turista per mantenere alti i nostri standard qualitativi. Per questi motivi è importante preparare adeguatamente i giovani che scelgono di intraprendere una carriera lavorativa nel settore dell'accoglienza turistica. Nell'augurare il successo dell'evento, desidero porgere i saluti da parte della Regione Veneto e i miei personali. Dottor Luca Zaia. Bene, lo ringraziamo. Bene, allora io adesso, prima di, volevo giustamente ringraziare rapidamente, e poi passo veramente la palla al dottor Scarpa, i nostri supporter, senza i quali non avremmo potuto organizzare questo evento. Ebbene, abbiamo segnato, e poi non lo trovo mai, chiaramente come al solito. Perfetto, allora, eccoli qua. Ok, scusatemi, ma me l'ho organizzato preciso. Allora, 2 secondi, perfetto. Ecco qua, allora. Bene, allora sono, per quanto riguarda gli ottimi dolci di stamattina, forno d'Asolo, per i vini che abbiamo assaggiato durante il pranzo di Cantine Fattoretto, l'hotel ai Reali, e qui ci sarà il nostro direttore dell'hotel che ci ha ospitato con attenzione e sensibilità veramente straordinarie, e quindi naturalmente l'hotel Malibran che ci ha aiutato nella realizzazione di questo evento. Spero di non essermi dimenticato di nessun altro, e veramente adesso vorrei qui il dottor Scarpa per iniziare questa tavola rotonda. Il dottor Scarpa è direttore giusto
salvo io, dell'Associazione Veneziana Albergatori, e quindi che farà appunto da conduttore di questo incontro. Grazie. Grazie a voi. Grazie Presidente, per me è sempre un grande piacere essere con voi, essere con le giovani leve delle nostre aziende. Con le giovani leve, si funziona bene. Con le giovani leve delle nostre aziende, i futuri quadri, i futuri dirigenti, i futuri professionisti del mondo alberghiero. Il mondo alberghiero che cresce sempre più, e l'impegno di questa crescita è questo splendido hotel di cui tutti noi a Venezia siamo orgogliosissimi, un hotel splendido, un hotel di altissima qualità, che è uno dei tanti hotel che a Venezia esprimono un'altissima qualità, perché l'Associazione Veneziana Albergatori è orgogliosa degli alberghi veneziani, e posso tranquillamente dire che quando andiamo poi in giro per il mondo ci accorgiamo che la nostra professionalità è premiata, nel senso che viene riconosciuto un ruolo di leadership agli alberghi veneziani, merito delle strutture, ma il merito è soprattutto del patrimonio umano che all'interno di queste strutture lavora. Allora, io chiamerei subito, intanto ringrazio per avermi invitato come... Io sono venuto un paio di volte come relatore, poi mi hanno detto, guarda, funzioni meglio come organizzatore di eventi, come mediatore. Non è vero, non è vero. Quindi, sei bravo, sei bravo. Mi sono riservato questo ruolo, che mi diverte molto, devo dire. E quindi, dopo aver ringraziato chi è intervenuto in precedenza, a cominciare dall'assessore Mar, la nostra cara assessore Mar, chiamerei prima di tutto proprio il direttore di questa splendida struttura, il dottor Coleman, per portare un saluto e alcune sue considerazioni su questo importante tema. Grazie. Mi chiamo Sam Coleman, direttore dell'Hotel Aeriali, ma anche direttore generale del nostro nuovo gruppo HPH, Historical Palaces and Hotels Venezia, che significa la italianità, la ospitalità veneziana, il lusso veneziano, come il dottor ha detto. È veramente un grande piacere di nuovo, anche questo anno, di ospitare l'AERA con questo evento importante qui al nostro Palazzo Gotico. Mi ricordo bene 30 anni fa che i miei genitori mi hanno detto: Sven, lascia il turismo, fai panificio o banca o assicurazione, il turismo non ha futuro. Sono contento che non ho ascoltato i miei genitori. Io ho fatto una carriera nel settore alberghiero, iniziato come voi tanti anni fa, perché è il settore più bello del mondo, perché noi abbiamo il regalo normalmente di spendere il tempo più importante con i nostri clienti, che si chiamano vacanze. Okay? Non ci sono tante persone nel mondo che hanno il divertimento di spendere con i clienti questo tempo importante, ma è anche un rischio, perché dobbiamo fare il nostro massimo ogni giorno con tutta la nostra passione e attenzione per coccolare i nostri clienti, così vengono anche repeat e portano a casa nel cuore e nella mente questa esperienza unica che noi possiamo dare non solo qui a Venezia, ma credo in tutto Veneto, in tutta Italia. Io sono tedesco e posso dire che la ospitalità italiana in Germania non si trova. Ci sono anche alberghi belli, ma la passione e anche il spirit che noi possiamo dare ai nostri clienti ogni giorno in Italia e in particolare in Venezia è veramente particolare. E quando io guardo un po' anche in ogni faccia presente oggi, non ho paura per il futuro degli alberghi qui a Venezia. Posso anche dire che la HPH, non solo Hotel Aeriali, è un datore di lavoro fantastico. Eccolo. Okay. Allora nel futuro io aspetto i vostri curriculum per una carriera stupenda nel mondo alberghiero qui a Venezia, e a Mestre sono sempre disponibile anche nelle prossime settimane o mesi se qualcuno vuole far conoscere un po' più questo albergo o le altre strutture che abbiamo sempre disponibili. Gli alberghi comunque sono ben conosciuto a Venezia anche come parte del gruppo, così vi auguro un buon divertimento oggi, una buona fortuna
anche per tutti i contesti che sono ancora in giro e comunque per una vita piena di passione, clienti felici e tanta ospitalità italiana. Vi ringrazio. Ecco, chiamerei ora per un ulteriore saluto un'altra persona che a me è molto cara, perché la HPH è un ottimo datore di lavoro, ma è anche un ottimo socio dell'Associazione Veneziana Albergatori. La prima persona che ho conosciuto è stata Cristian Zingarelli, che non solo dirige un hotel meraviglioso, che ha maestro pieno di affreschi, come un ristorante molto recentemente, con una piscina stupenda. E dirige Villa Barbari, c'è uno splendido 4 stelle di Mestre, e lo dirige splendidamente, ed è stata la prima persona del gruppo che ho conosciuto, tra le quali sì, avendo una conoscenza di due storica da stessa. Presidente dell'ADA e rappresentante di Solidus, e in questa veste oggi ci porta. Grazie, benvenuti a tutti, ringrazio ovviamente l'amico Massimo Borriello, ci conosciamo ormai da tanti anni, dell'AIRA. Luca Scarpa ha già detto tutto quanto quello che si doveva dire. Io rappresento anche l'Associazione Direttori d'Albergo del Veneto Friuli Venezia Giulia e sono referente regionale per Solidus. Solidus è un'associazione che racchiude tutte le associazioni di categoria, barman, metra, direttori d'albergo, segretario e via discorrendo. Qual è il nostro ruolo? Cos'è che mi piace ricordare ai ragazzi quando li vedo? Io mi rilascio un po' al discorso che ha fatto l'assessore. Io sono una persona molto di cuore, molto amo i sentimenti, quello che chiedo sempre ai miei ragazzi è quello di essere se stessi, di essere fondamentalmente umani. Il nostro ruolo di direttore d'albergo cos'è? Cos'è quello che faccio io principalmente? Quello che mi piace raccontare ai ragazzi è sì, studiare, conoscere le tecniche, sapere, essere sul pezzo, ma quello che più è importante, quello che più poi fa sì che un cliente torni, è il ritrovare una persona in particolare, il Luca alla reception, il Giovanni al bar, il direttore Christian che esce, come va, 2 parole, come stanno i figli, come sta a casa, eccetera, eccetera. Questo secondo me è fare ospitalità ed è una dote innata. Se ce l'avete bene, se non ce l'avete andate a fare altro, perché questo viene prima di tutto un sorriso naturale, non il sorriso stupido di chi no, cioè deve essere veramente una condizione nostra personale del piacere di stare insieme alle persone. Quello che vince, ricordiamocelo, sì, è una struttura meravigliosa, bellissima, tutto quello che volete, ma è il team, è il feeling che si sente quando una persona entra, sente qualcosa, si respira un'aria conviviale, piacevole, rilassata. Questo è quello che cercano i nostri clienti, di tutte le nazionalità, per cui è una dote che noi dobbiamo cercare di far sviluppare delle persone. Io chiedo sempre ai miei ragazzi come va, come non va. Tenete presente che nel mondo del turismo si lavora tanto, si lavora il sabato, la domenica, le festività e via discorrendo, per cui uno che viene a lavorare deve essere contento di quel posto di lavoro, deve trovare un ambiente sereno, dove si sta bene, dove si impara, dove si cresce, dove ci sono tante opportunità, però prima di tutto uno deve essere sereno e questo i nostri clienti lo vedono e tornano laddove trovano un ambiente particolarmente piacevole. Questo è quello che si ricordano, al di là di quelle che sono le strutture, è aver incontrato delle persone che vi hanno reso il soggiorno indimenticabile. Questo siete voi, siete voi e ve lo dovete ricordare. E se non avete questa dote e siete i primi della classe, andate a fare altro. Perché prima di tutto le persone, i clienti, gli ospiti che vengono in una struttura alberghiera vogliono sentire il vostro calore, vogliono sentire la vostra voglia di farli stare bene e voi di conseguenza di stare bene con loro. Per cui ecco, questo è quello che vi dico, cercate di essere sempre voi stessi, onesti, sinceri e vedrete che troverete delle grandi soddisfazioni in questo ambiente. Va bene? Bocca al lupo. Grazie mille. Ora chiamerei tutti e 3 i relatori qui a sedersi vicino a me al tavolo, il dottor Zamaris, General Manager di JB Marriott, la nostra tanto cara isola di Sacassesso, la prego.
Poi chiederei anche di venire al tavolo dei relatori a Federico Blumer. E a Cristiana Girardi, una guida turistica, mi pare, no? Specializzata in turismo cinese. Prego accomodatevi, io sto in piedi un attimo perché continuo, perché se mi ha chiamato a fare il moderatore in realtà è perché una volta sono stato piuttosto provocatorio, e quindi hanno detto, beh, questo può essere utile ai fini dello sviluppo del dibattito, e cercherò di essere un po' provocatorio. Allora, parliamo di turismo cinese e penso che sia la 20ª volta, se solo mi corregga, dove si parla di turismo cinese nell'arco di un paio di mesi. Noi stessi, come Associazione Veneziana Albergatori, abbiamo in consiglio una persona che è cinese, Caterina Hong Ying, che si ha un bellissimo nome, arcobaleno Hong Ying, ma ha un nome anche italiano, quindi Caterina. E Caterina ha il marito che è titolare di un albergo e lei invece si occupa di altro perché lei è stata consulente del sottosegretario agli esteri Fincato, è stata consulente quindi del governo italiano per la Cina, e lei ci ha un pochino aperto questo mondo. Abbiamo partecipato recentemente a una fiera in Cina, adesso parteciperemo a un'altra fiera in Cina, però alla fine io vi chiedo quali sono i numeri dei cinesi a Venezia? E allora sono andato a vedermeli grazie alla splendida opera che fa il nostro assessore, l'annuario del turismo, e siamo ai cinesi che sono il 3,5% delle presenze totali. Poi vado a vedere l'America Latina e scopro che il Brasile e l'Argentina insieme fanno il 5%, eppure non c'è stato nemmeno un congresso, nemmeno un convegno sul turismo dell'America Latina. Tenete presente che i brasiliani, per le cose che dicono gli albergatori, sono alto spendenti, anche il turista argentino è abbastanza buono, ma poi se andiamo a vedere il turismo dell'America Latina più in generale, abbiamo quasi il 10% del totale. Allora ci si chiede perché questa attenzione verso la Cina quando i numeri in realtà non sono ancora così importanti, così forti. Eppure in effetti questo interesse che c'è, noi stessi abbiamo cominciato a occuparci alcuni anni fa quando il turismo cinese era totalmente inesistente, ha una sua motivazione. L'aeroporto di Venezia, la SAVE, sta per aprire un volo, non penso di rivelare un segreto di Stato, ma sta per aprire un volo diretto tra la Cina e Venezia, e sarà un volo da un hub, quindi non da una città di provincia, ma un luogo dove tutti i cinesi possono andare in connessione, poi giungere qui a Venezia. Quindi i numeri dovrebbero aumentare. Ma soprattutto è lo specchio di una grande occasione che abbiamo perso, perché in realtà noi italiani ci siamo mossi molto più tardi rispetto agli altri. Sono mossi prima i tedeschi, quindi l'aeroporto di Francoforte, sono mossi prima i francesi, quindi l'aeroporto di Parigi, e quindi lo specchio del fatto che i numeri sono ancora abbastanza bassi è lo specchio della nostra incapacità di andare a intercettare una fetta importante di mercato, perché le statistiche ce lo dicono, i cinesi saranno in futuro sicuramente i turisti più alto spendenti, perché è vero che sono tantissimi, però è anche vero che la percentuale delle persone che inizieranno a viaggiare sarà molto alta e sarà soprattutto molto alta la capacità di spesa di questi turisti. E quindi qui è la storia non tanto di quello che è, ma di quello che sarà, ed è per questo che penso che il turismo cinese è visto con grande interesse da tutti, compreso tra le altre cose da voi. Dove ci sarà però la necessità, ce lo dice sempre la nostra Caterina Hong Ying, anche di attrezzare gli alberghi per la ricettività di questo turismo, dove ci sarà la capacità anche di formare voi, di formare il personale in maniera tale da essere in grado di ricevere il turismo cinese. La stanza stessa ci hanno insegnato architetti che hanno lavorato in Cina deve essere diversa rispetto a quella che andiamo a proporre. E quindi ci sarà la necessità di ripensare un po' tutto il sistema di accoglienza proprio per essere accoglienti nei riguardi di un turista che è diverso rispetto a quello a cui siamo abituati tradizionalmente. E quindi in questo senso penso sia importante che noi si faccia delle riflessioni continue e costanti sul turismo cinese, sui flussi derivanti da questo turismo, ma soprattutto anche su come atteggiarci, e poi anche l'opera che il Comune sta facendo importantissima, importantissima, che è quella anche poi degli incontri, perché è evidente anche che è importante stabilire delle relazioni bilaterali che poi sono quelle che aprono i canali che consentono ai turisti di giungere. C'è il problema dei visti. Il problema dei visti è un problema importante e anche su questo non è soltanto il sistema delle imprese che deve adeguarsi, ma è anche il sistema di governo che deve adeguarsi, perché è evidente che se noi ci mettiamo di più rispetto ad altre nazioni a dare il visto, creiamo delle
dei colli di bottiglia che poi alla fine vanno a danneggiare le imprese, vanno a danneggiare soprattutto chi ha voluto prepararsi per accogliere questo tipo di turismo. Su questo allora, prima di dare la parola al direttore generale del JW Marriott, darei la parola un attimo, me l'ha chiesta l'assessore Marti, che vuole dire qualcosa. Prego. Sì, due cose. A proposito dell'anno Europa-Cina, anche i ragazzi, perché poi ragioniamo su queste tecnologie qui fondamentalmente, noi stiamo lavorando con Tencent, che è la piattaforma che ha WeChat in Cina, personalmente sono andata in Cina 2 volte e ho visto come funziona la cosa. Siamo stati scelti assieme ad altri 3 città europee per fare un mini programma, quindi stiamo veicolando tutta una serie di contenuti. Poi un'altra cosa, abbiamo degli stagisti in comune provenienti dall'università, che a Foscari, che sapete è un'eccellenza dal punto di vista delle lingue orientali, e il prorettore delle relazioni internazionali, non a caso la professoressa Ripiello insegna letteratura e lingua cinese. Stiamo lavorando per rovesciare un po' quella che è, e questo credo che sia interessante anche dal punto di vista dell'accoglienza. Non voglio rubare la scena a chi parlerà al convegno, perché io non ero tra i relatori, ma dico semplicemente che la nostra città ci permette di articolare un po' in maniera diversa rispetto alle altre gli itinerari. Mi spiego. All'interno della nostra città c'è traccia di tutti, perché è una città cosmopolita da secoli, e credo che ognuno di noi, pur provenendo da un paese estero, possa trovare delle tracce di se stessi. Quindi la nostra operazione come comune, e sto lavorando assieme a Capofoscari su questa cosa qua, è creare degli itinerari tagliati, non secondo la nostra visione di città, bensì secondo quella che può essere la visione di città di chi ci viene a visitare. Quindi lo slogan potrebbe essere: trova le tracce della tua cultura nella nostra città. E ci stiamo lavorando con Capofoscari, quindi questa è una cosa, secondo me, è un rovesciamento di punti di vista, perché noi siamo abituati a guardare la nostra città o l'Italia dal nostro punto di vista. Bisogna vedere cosa si aspetta chi ci viene a trovare. Qui a Venezia abbiamo la possibilità di dare delle cose che magari rimandano a delle culture millenarie che hanno anche contribuito a fare di Venezia quello che è oggi. Semplicemente 2 cosettine al volo. Bene, quindi la parola al dottor Samaris, ricordando che è ancora una volta che è il direttore generale della JW Marriott e che è l'Isola delle Rose adesso, l'Isola delle Rose. Io me la ricordo da veneziano come Isola di Sacca Sessola. Ero molto legato perché deve sapere, direttore, che l'Area Bank, nel momento in cui c'era stato un momento di difficoltà, non si trovava il gestore, via dicendo, mi fece visitare l'isola e mi chiese un parere. Io vidi un'isola incredibile, l'80% dei lavori erano finiti ed era un'isola meravigliosa, stupenda. Quindi già era bellissima allora, non oso pensare cosa avete fatto adesso. Anzi, mi autoinvito per un caffè, un giorno verrò a trovarla, così avrò la maniera di vederla completata. Prego, dottore. Thank you very much. So, as my Italian is not in the level of speaking and talking a lot, I will speak in English. So, I like to stand up because otherwise I think better. Yes? Yes. So, I mean, everyone, we are here for, first of all, thank you very much for the invitation. Secondly, I like to be in front of the students and fellow colleagues in the future, correct? Everyone's understanding English? Yes? Everyone? Good. So, my name is Marcos Tsamalis. Actually, I'm Greek, so sono greco. My Italian teacher is trying to make me speak Italian very fast, but I'm only here like 6 months, something like this. So I will say something about me, something quickly. First of all, I'm very glad that I'm here in Italy. It's one of my, in Venice. It's a dream job and it's a dream city to be. So you have to be very, very happy that you are one of the best cities in the world. So bravo to all, and you need to be happy and capitalize in everything that you can do. So actually, I'm Greek. I come from a small island called Kos. Do you know Kos? Yes. It's okay. Or Rodi.
Next week. Yes, more or less. Polycalo, We know. That's good. You know. And I study in Switzerland. Back. I'm last 10 years. I'm a GM working with Marriott International, the biggest company in the world right now, with 7,000 hotels around the world. And the last, I studied, as I said, in Switzerland. I worked in Philippines, in Dubai, in Switzerland, in Greece, of course, and now in Italy. I'm from the 17th of June. I'm here in Venice. It's a bit difficult because there's a lot of pontile, a lot of water. So it's a bit challenge for us, but we don't. We need to have a boat and so on and so forth, and even a bit more worse that because we are in Sacca Sassuolo, we're an island away from a bit Venice. So today was a very difficult day for us. I didn't want to cancel it because, as Vittorio said, he is in front of students and fellow colleagues. So I didn't want to cancel it because I have only 1 hour. I have to go back 5 o'clock. I have a big meeting with some clients. So I didn't want to cancel it, and because I promised to Vittorio that I will come. So first of all, thank you very much again for invitation. You have a rare possibility that you are students and fellow colleagues in the future, that you can ask whatever you want. So do not hesitate, raise your hands, ask whatever you want. I will answer all questions. If you have anything regarding me personally, I cannot answer 2-3 questions, but the rest you can answer back also regarding the hotel and the company. So we said, as I said, as my Italian is not up to the level that I can continue, we're here discussing about China tourism for Italy. Lately, I just want to say some of the numbers that I have more or less. First of all, you know how many people are coming to Venice as tourists? I know, I mean, the community should know. You know how many people, more or less? How many millions? 24. Yes, it's about 24 million. It's what Greece is getting for whole Greece. It's 21. Venice has only 24. Yes, so you understand more or less. So Chinese are in 2018. I think they travel about 129 million people away from China, but only 12% came to Europe. So, and in Italy, only 1.2 million, if I'm not wrong. So there's not a lot of opportunity. We didn't absorb a lot as Italy, but we can have a lot of opportunity to absorb more. And also for us, that we are looking also for the luxury segment as a luxury brand, because JW is a luxury brand. We are in number 11. We are number 11. Most of the Chinese people, they're facing some issues coming to Europe. Doesn't mean to Italy, but facing some issues coming to Europe. But most of it is that is the visa. They cannot get visa very easily for us to come, so I can visit. It's the language. Speaking Mandarin or Cantonese is very difficult for them because they cannot communicate, and we cannot communicate with them. So please study your languages, not only Cantonese, only English or French or German. Cantonese, Mandarin is very good also. And also there's a lot of challenges for us to have. One of the biggest, I was reading some of the latest updates about Chinese tourism together with European Union. What they love about Italy is that whatever is made in Italy. So whatever is clothing, they love it. That's why they buy a lot of things. Cars. I mean, we as in Italy, we make a lot. Yes. And for us as tourism industry, it's a bit more challenging and a bit more. We need to adapt and change so we can accommodate more people. I don't know if you want to, again, if you want to ask something,
Now's your chance. Yes? Questions? Nothing? I know. I will ask many things. I mean, everyone is coming from Venice, from Veneto. Yes? Nobody outside from. In which year we are in school? I mean, is it 3 years, 4 years? I don't know. That's right. It's 5 years. Which is everyone is the 5th year? Yes. What's your favorite subject? So we'll take it over. What's your favorite subject? My favorite subject is history. History. Okay. Something concerning the hospitality, I don't know. Languages? Yes? I give you the other. Yes. Someone else? What you like more? Math? Learn your accounting. I'm telling you, numbers, everything. Yes? Learn your accounting. Math is everything. Yes? Languages and hospitality. Hospitality? Okay, good. Have you been to San Casasola? No? So I need to the invitation, correct? It's more or less for a coffee. Anyway, we're closing down on Friday. Yes? Alberto Grotto, Ah, Alberto. assistant Oh, nice, Alberto, very good. He's a younger man. So I have to meet him when I go back. Yes? No, he's a young, very good. Actually, he booked a very nice group for us for next year right now. We just got a confirmation for next year. So it's a great opportunity. So I'm seeing people that we're supposed to work together in the next years, correct? Because as you have to know, hospitality industry is very small. So for sure we'll see. In Italy, you have the biggest portfolio of luxury hotels, the biggest portfolio. So even here in Venice, we as a Marriott, we have Gritti, Danieli, San Regis, Open, JW. So huge portfolio. The same thing with you. So it's a great. First of all, it's a great time to work, and it's going to be perfect time. And you are in the best town. Yes? Question? Something? Qualcun altro vuole fare una domanda? Approfittate You're losing your chance. Yes, you're losing your chance. Yes, someone. Guys, if you don't ask now, you will never ask. So. È un'occasione unica. I was ready also to ask you back how much money I'm getting, so it's okay. So you don't ask me, I cannot tell you. Sure? Something else? I will prefer to have it in English so I can understand more or less, because my Italian is così. Yes? Non è vero. Va bene, ok. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bene, ringraziamo Lorenzo Maris. Ora passo a una persona che io conoscevo già da tempo, perché lo seguo costantemente, vi consiglio di seguirlo su internet perché ha una rubrica divertentissima. Perché lui è il divulgatore, cioè quello che è una cosa non è facile, perché per divulgare bisogna sapere le cose, bisogna saperle bene. Solo chi sa bene le cose riesce a essere un buon divulgatore. Nell'università di mio figlio gli fanno fare, lui studia fisica teorica, gli fanno fare anche la divulgazione, nel senso che deve fare un articolo di divulgazione rispetto a materie estremamente complessi, buchinieri e cose di questo genere. E non è una cosa assolutamente facile, perché mi ha usato come cavie, io di fisica non capisco niente, e devo dire la verità che non è una cosa semplice. E quindi lui ha questa splendida piccola rubrica dove in pochi minuti sintetizza momenti storici, momenti importanti della vita, della storia di Venezia, concentrandoli in pochissimi minuti ed essendo anche spiritoso e simpatico, per cui vi consiglio di vederli veramente. E lui ci parlerà della Cina in termini di rapporti con Venezia, no? Sì. Mi pare di aver capito. Allora, io vorrei raccontarvi l'altro giorno un episodio, perché spesso noi a Venezia, ne parlavo prima con un'altra persona che è nel mondo della politica veneziana, non ci accorgiamo di quante cose belle abbiamo, noi parliamo solo delle cose negative, allora overtourism, l'acqua alta, e non parliamo delle cose stupende. Noi a Venezia ho scoperto, perché sono stato invitato da un'associazione di milanese per altre cose,
a visitare una società che si chiama Scrinium. Scrinium a Mogliano Veneto, tra le altre cose, una villa veneta a Mogliano Veneto, al confine, anzi c'è ancora dentro a Venezia, ma al confine con il comune di Mogliano Veneto, fa delle cose stupende. Se voi andate all'Hotel Luna Baglioni trovate ad esempio un loro prodotto. Loro riproducono fedelmente, ma non sono riproduzioni, sono originali praticamente, documenti storici che non possono più essere fatti esibire perché il loro valore è talmente elevato che non possono più uscire dai ad esempio gli archivi vaticani. E allora loro, ad esempio, se andate a Luna Baglioni trovate un vero originale della lettera con cui Enrico VIII chiede al Papa il divorzio dalla moglie Caterina d'Aragona, che è una lettera stranissima, nel senso che c'è il corpo della lettera e poi tutti i bolli in cera lacca di tutti i vescovi grandi del regno, perché Enrico VIII voleva dire: guarda che non è una richiesta mia, è una richiesta dell'Inghilterra. Per cui una lettera gigantesca, voglio dire, grande quasi quanto questo quadro. Quindi riprodurla è stato un lavoro che ci diceva ha impiegato 30 paleografi, 3 anni di lavoro, e la copia era talmente perfetta che la regina d'Inghilterra l'ha voluta, ne ha subito voluta una, perché la copia intatta è negli archivi segreti vaticani. Quella che hanno gli inglesi invece è deteriorata, quindi l'ha voluta, gliel'hanno donata. Perché dirvi questo? Troverete tanti altri opere, la lettera in cui il Papa Onorio III decide di eliminare i Templari, quella lettera che girò tutta l'Europa e nello stesso giorno venne consegnata alle forze dell'ordine locali perché eseguissero gli ordini del Papa. Ma trovate anche il testamento di Marco Polo. Marco Polo è stato in Cina, lo sappiamo perché abbiamo il suo testamento. E nel suo testamento lui dice chiaramente che cosa lascia, perché c'è stata un'avvertenza alla moglie tra parenti, alla fine della vita di Marco Polo. Purtroppo la moglie si sposò con una persona che le derubò di parte dell'eredità, per cui abbiamo tutta l'eredità, il censimento, l'inventario dell'eredità di Marco Polo, e le cose che lui lasciò palesemente erano cose che non c'erano in Europa, ma cose che potevi trovare soltanto in Europa. Quel testamento è della libreria Marciana, ma in Cina lo chiedono ogni anno e ogni anno torna deteriorato, per cui da oggi in poi non va più via da Venezia, e invece di uscire il testamento di Marco Polo esce questa copia, questo secondo originale. Allora, perché ve lo dico? Ve lo dico perché i cinesi chiedono ogni anno copia del testamento di Marco Polo per poterlo esibire ogni anno ai cinesi. Quindi, quale miglior pegno di amicizia ci può essere tra due nazioni? Per parlo di due nazioni evidentemente, perché Venezia lo è stata nei termini dei rapporti con la Cina. Quale ci può essere se addirittura la Cina ogni anno chiede la copia del testamento di Marco Polo, dove Marco Polo non rappresenta Venezia, rappresenta il loro rapporto con l'Europa. E quindi sentirò con grande attenzione la relazione, come sempre, sintetica, spiritosa di Federico Blumer, che poi magari li vedremo su internet. Sì, assolutamente. Grazie mille. Chiedo scusa, c'è un piccolo problema tecnico, accenderemo il proiettore, quindi vi sparerei in faccia. Se ci spostiamo un attimo. Se vuole prendere la sedia, si scappa, oppure ottimo. Aspetta, che abbiamo girato tutto. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, io innanzitutto ringrazio Aira Veneto che mi ha fatto questo dono di invitarmi a parlare delle relazioni che ci sono appunto state tra Venezia e la Cina. Ringrazio tutti voi e vi porto subito un dilemma, ovvero chi ha preparato la guida di questa mattina a spasso per Venezia si sarà fatto la stessa domanda, ovvero cosa c'è di cinese a Venezia? La risposta è, se noi ci fermiamo al 1842, pochissimo. Paradossalmente in Cina cioè a Venezia di cinese c'è veramente poco, perché noi parliamo di Venezia, parliamo di Oriente, parliamo di Marco Polo, parliamo di Cina, e spesso il concetto di Oriente e di Cina possono essere nel tempo accavallati, no? Quando una volta invece l'Oriente era Costantinopoli, quando l'Oriente era Cipro, quando l'Oriente era Alessandria d'Egitto.
Allora, cosa succede? Perché non ci sono collegamenti fisici in una città, come diceva prima l'assessore, che è frutto di unione di popoli diversi? Perché noi abbiamo il Palazzo Ducale, che molto probabilmente l'edificio è ripreso come stile da un palazzo che stava in Egitto. Abbiamo tutta l'arte araba sparsa in giro per Venezia, abbiamo la pianta del De Barbari che è fatta da tedeschi, abbiamo cannoni fatti da bergamaschi, abbiamo un mix enorme di cose, abbiamo tutte le manodopere greche, però la Cina non c'è. E la Cina, io chiederei la prima immagine. Sì. Allora, questa qua. Perché cioè, Venezia era uno stato, no? Allora, tolto il momento di orgoglio che secondo me ognuno a livello italiano deve avere. Cioè, lo stato di Venezia è stato lo stato con l'autonomia più longeva di tutta Europa, più di 1000 anni. E non è questione di essere venetisti o non venetisti, qui si parla di una forma di governo che ha una coscienza di sé e della sua unicità tale da riuscire a rimanere autonoma quando tutta l'Italia viene governata da popolazioni, da stranieri. Allora, però questa autonomia si basava su qualcosa di estremamente pratico, che era il commercio. E abbiamo la fortuna di essere in una sala con 2 riproduzioni di Carpaccio gigantesche, no? E se le guardate si capisce benissimo come l'immagine della ricchezza è strettamente collegata alle navi. Allora, la mappa fa capire questa cosa, che la ricchezza di Venezia era legata alle basi commerciali, era legata alle basi che potevano essere raggiunte dalle navi. Quindi, dove Venezia arrivava con le navi, Venezia costruiva relazioni commerciali, relazioni umane. Pensate che un pezzo del tolero della statua di San Teodoro viene dal Mar Morto. E perché? Perché nel 400 Venezia aveva una sede commerciale nel Mar Morto. Cioè, con la Cina questa cosa non succede. Non succede perché di mezzo ci sono altre popolazioni, ma... scusami, non importa. Arriva però una finestra, arriva a un certo punto una finestra, ed è la finestra che i Polo prendono. Ovvero, siamo nel 1204, quando Dandolo conquista Costantinopoli, Venezia diventa proprietaria di un quarto dell'impero romano, più Creta, altre isole pazzesche. Nel 1206 Gengis Khan comincia a conquistare la Mongolia. Conquista la Mongolia e l'impero mongolo in 60-70 anni arriva dalla Mongolia fino a Baghdad, che è la seconda immagine, ma non importa. Però immaginate, dalla Cina fino a Baghdad. E lì si costruisce la prima via battibile. Un attimo solo che arriviamo. La prima via battibile, perché andare in Cina, cioè, si dice la Cina in Cina perché funziona, però allora questa è la Venezia, no? Venezia arriva 1499, scusate io mi gaso troppo, perdonatemi, ma va da Cremona o Crema, non ricordo mai bene, fino a Cipro. Cioè, questa è Venezia. L'immagine dopo è una GIF strepitosa di Wikipedia, che è l'impero mongolo. In 70 anni l'impero mongolo fa questa cosa qua. Guardate. Nel momento di massima espansione, il caso vuole che i Polo partano per la Cina. Perché partono per la Cina? Perché con un'unificazione del genere si ha per la prima volta la possibilità di percorrere queste strade senza il rischio di venire uccisi, derubati, violentati, tutto quello che di peggio poteva essere a persone che trasportavano ricchezze e beni. E si crea questa cosa che è chiamata la Pax Mongolica, la Pax Mongola, per cui si apre una strada. Marco Polo partirà
Marco Polo parte come mercante, ma parte anche come ambasciatore religioso, arriverà da Kubilai Khan, cioè quello che lui chiama il Gran Cane, che a me diverte sempre molto dirlo come nome, arriverà lì e diventerà ambasciatore del Gran Cane presso il Papa. Quindi si aprono delle relazioni interessantissime tra un mondo così lontano e il nostro. Tornerà da questo incontro col Papa e rimarrà per 20 anni in Cina e viaggerà a spese dell'imperatore. Cioè noi il milione è così figo perché Marco Polo era fondamentalmente un funzionario imperiale che gira, pagato dall'impero, a controllare tutto quanto l'impero. Quindi lui vede qualcosa che era impossibile vedere. Siamo nel 1200, verso la fine del 1200. Il milione è scritto nel 1299. Cioè, noi adesso siamo abituati ad andare all'aeroporto Marco Polo, a prendere il nostro EasyJet, andare a destra e a sinistra, cose impensabili una volta, no? Quindi Polo vede una Cina che solo lui può vedere come occidentale e fa questo diario. Fa questo diario che è divertentissimo perché è un mix di China for Dummies, cioè se parti per una carovana nel deserto ti conviene fare così, così, così. Oppure anche ti racconta delle cose assurde, per cui dice di aver visto delle popolazioni dove gli uomini avevano al posto della testa la testa di un pesce. Quindi è uno strano mix di cose e l'opera di Polo diventa famosissima. L'opera di Polo diventa famosissima. Ci sono altri che scrivono diari, ma non sono così bravi a raccontare probabilmente. E quindi passano un po' nell'anonimato. E questa è la prima grande finestra. Cade l'impero mongolo, la Cina si richiude, perché dovete pensare che le sete arrivavano, le porcellane arrivavano, ma i cinesi non mollavano la manodopera, come Venezia non mollava i vetrai di Murano, la Cina non mollava le sue competenze. Quindi la seta arriva perché dei monaci bizantini nel 500 rubano dei pacchi da seta e li infilano dentro dei bastoni da passeggio e passano così la dogana. E la porcellana fino al 700 è chiamata l'oro bianco perché nessuno riesce a produrla. In Europa si fa la ceramica. Quando si scoprirà l'agente chimico nel 700, allora lì Venezia, l'Inghilterra, la Francia cominceranno a produrre porcellana. E quindi Polo racconta di questa grande apertura. La Cina si richiude e si riapre poi nel 1842, quando gli inglesi forzano le frontiere con la guerra dell'oppio. La Cina aveva tutto, impero celeste, siamo i più fighi del mondo, non abbiamo bisogno di nessuno, no? Però c'è una cosa di cui avevano bisogno, a quanto pare, l'oppio. Gli inglesi capiscono questa cosa e con questa leva, la droga fondamentalmente, aprono le frontiere e c'è la seconda finestra per Venezia, che è una finestra molto meno famosa, ma assolutamente interessante, che sta a Capesaro. Perché se voi siete mai stati a Capesaro sapete che nell'ultimo piano, un po' dimenticato perché è l'ultimo piano, ma è fighissimo, c'è il Museo d'Arte Orientale, che è il primo museo d'arte orientale statale nazionale, il primo creato. Ed è di un Borbone, conte di Parma, che nella seconda metà dell'Ottocento, con l'apertura delle frontiere, prende con la moglie e si fa un giro del mondo, ma un giro del mondo, cioè, vedendo posti che erano rimasti chiusi per secoli. Torna con questa enorme raccolta, tantissime cose giapponesi, ovviamente, armature, posto strepitoso se sei un ragazzo, ma anche se sei una ragazza, cioè, queste armature di samurai sono fantastiche. E come mai a Capesaro? E a Capesaro perché questo era un Borbone, prima guerra mondiale, l'Italia chiede ai Borbone, cioè per la fine della prima guerra mondiale, i Borbone erano il lato nemico, no? E quindi l'Italia si tiene come indennizzo tutta quanta la collezione. Quindi noi abbiamo Polo, abbiamo questo Borbone, e quindi quello che noi abbiamo della Cina sono cose che vengono portate dai italiani qua. Ma cosa rimane? Rimangono due cose, che sono estremamente interessanti e anche un po' dimenticate. Procederei un attimo con l'immagine, avanti, quella dopo,
Questa. Allora, questa è la partenza di Marco Polo, che vabbè, è molto bella l'immagine, però qua c'è un uccello grigio, che è un cormorano, che ha un attimo di praticità con la laguna veneziana, sa che i cormorani qua non mancano. E un monaco francescano che va in domenicano, che poco dopo Polo andrà in Cina, racconta che un giorno il suo ospite, la persona che lo ospitava, prima di ospitalità anche qua, gli dice: senti, oggi andiamo a fare una battuta di pesca particolare. Prendono la barca, 3 gabbie con 3 cormorani, e in queste gabbie, cioè, liberano i cormorani, e questi cormorani pescano. Avete in mente come si pesca con i cormorani in Cina? Hanno un anello attorno al collo che gli permette di deglutire il pesce, no? E così vengono raccolte nelle 3 ceste, vengono riempite di pesce con la velocità della luce, poi questi uccelli viene tolto l'anello, si nutrono e ritornano a casa. Questo racconto arriva a Venezia e chiederei di vedere l'immagine dopo, che è perfetta in questa sala con questi 2 carpacci giganteschi. Questa è la pesca in valle di, la pesca in laguna di Carpaccio.